Pace e bene dal santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Signore ascolta, Padre perdona, il numero 121. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, da che speriamo gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo con il tuo perdono. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Anche oggi il Signore ci dona di poterlo incontrare attraverso la parola che ascolteremo e attraverso il dono del suo corpo e del suo sangue, i doni più grandi che Egli ci fa, perché possiamo crescere nel suo amore, possiamo essere e sentirci sempre più sua famiglia, a Lui vicini, chiamati per essere Suoi testimoni nel nostro tempo e nel nostro mondo, nella realtà dove viviamo. Vogliamo ricordare oggi anche la giornata internazionale della donna, con un pensiero di Papa Francesco, il quale diceva: la donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e lo mantiene in vita. Compito bellissimo. Ecco, il nostro grazie e il nostro augurio a tutte le donne, con la preghiera affinché rispondano alla loro vocazione, laddove il Signore le ha poste vivere, nella vita cristiana, nella famiglia, nella vita consacrata, all'interno della società, all'interno della Chiesa. Per loro la nostra preghiera. Iniziamo chiedendo umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente e buono abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode della nostra labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. nascosto nei tuoni, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose:
Il primo è: ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amando con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. All'inizio della Messa abbiamo chiesto al Signore di essere salvati dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla sua parola di vita eterna. Essere salvati dagli sbandamenti e restare fedeli, saldi, radicati nella sua parola. Chi può dire di non aver fatto esperienza di sbandamenti nella propria storia, durante gli anni della propria vita, sbandamenti piccoli o grandi? Succede tutte le volte che, conoscendo bene la parola di vita eterna, non la osserviamo e così il Vangelo rimane estraneo alle nostre scelte. Pensiamo per esempio alle incongruenze, alle contraddizioni anche nella nostra esistenza, tra il dire e il fare, tra quello che facciamo e celebriamo in chiesa, nelle nostre celebrazioni, nelle nostre preghiere, e i comportamenti quotidiani, nel rapporto con gli altri, in casa e fuori. Certamente la parola che ascoltiamo, che ci viene donata, che abbiamo la gioia e la fortuna di ascoltare ogni giorno, ci riscalda il cuore e ne percepiamo tutta la bellezza, tutta la forza, ma poi facilmente siamo incostanti, corriamo dietro a tanti fuochi fatui, pensiamo di spegnere la nostra sete attingendo a cisterne d'acqua vuote. Ma è questa la bellezza, questo è l'annuncio buono che ci viene ogni volta che ci mettiamo in ascolto del Signore e della Sua parola. Dio ci viene sempre incontro ed è pronto a richiamarci con dolcezza, a guarirci, come abbiamo sentito nelle parole del profeta Osea nella prima lettura. Torna, Israele. E al posto di Israele possiamo metterci ciascuno di noi, io, tu, tutti noi. Torna al Signore tuo Dio. Io ti guarirò dall'infedeltà. Io ti amerò profondamente. Nonostante gli sbandamenti, Dio sempre pronto ad accoglierci e ad amarci profondamente, a ridonarci quella bellezza originaria che ci ha creato, con la quale ci ha creato, con la quale ci ha redenti e nella quale siamo stati battezzati, inseriti nella vita divina.
Tornare a Dio significa amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza, e amare il prossimo come noi stessi. E questa, come abbiamo ascoltato, la parola che Gesù dà allo scriba che gli chiede: qual è il primo di tutti i comandamenti? Secondo l'insegnamento sinagogale della legge si hanno 613 precetti, 613, dei quali 365 divieti e 248 comandi positivi. Comprensibile quindi la ricerca, il desiderio di stabilire una priorità, di condensare una essenzialità, un centro unificante, che è già presente nella Sacra Scrittura, nel Primo Testamento, e che Gesù dice consistere nel primo e unico comandamento dell'amore. Un amore verso Dio e un amore verso il prossimo. Sta qui l'adempimento e il compimento di tutta la legge. Ovviamente l'amore verso Dio e verso il prossimo non sono la stessa cosa, come non lo sono Dio e il prossimo. C'è un amore che va solo a Dio personalmente e un amore che va ai fratelli e alle sorelle, nostri compagni di viaggio nel cammino di questa vita. Un comandamento realizzabile, lo sappiamo, soltanto con l'aiuto dello Spirito Santo. È Lui che ci dà la forza di decentrarci, di uscire dal nostro io per partecipare all'unicità di Dio, che è sollecitudine, e fare della nostra vita un dono al nostro prossimo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Fratelli e sorelle, pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno e di ogni uomo, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano graditi e diventino per noi sorgente di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, i defunti delle famiglie Guidolin, Minardo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con fiducia di figli preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. La forza del tuo Spirito ci pervada corpo e anima, o Signore, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Volgi lo sguardo, o Signore, sui fedeli che implorano la tua misericordia, perché confidando nella tua benevolenza diffondano ovunque i doni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Salve Regina.
Spiritus